inquietats a scienze furlane. In questo programma, ricercatori e professionisti scientifici hanno sconti dal loro lavoro e dalle loro ricerche in dei differenti ambiti di conoscenze. Neurosciences, scienze del linguaggio, biologie, meteorologie, scienze di produzione agroalimentare e altri anche. UE offre la ring di scienze des costruzions, però frontate con strumenti digitali, vale a dire la geomatiche. Giorgio Cantoni all'intervisterà per noi il professor Domenico Visentini, che di queste discipline è un esperto. Ricercatore in topografie e cartografie, professore in fotogrammetrie e in tecniche applicate all'archeologia, si occupa di rilevamento laser da chiare e dal cielo per realizzazione di modelli tridimensionali di singoli edifici o di città sintieri. Vuoi o fare con lui un viaggio virtuale ma un evore preciso in tal cur da storia dal Friuli, la Basilica di Aquileia. Immaginate di essere dentro un fiume, dove che si svuole, uno dei fiumi che si fa più di spesso, e che si svuole dentro di qualche ambiente che potrebbe essere una casa o qualche altro di ricostruito. Ecco, questa è un'idea di ciò che è la realtà virtuale. Una realtà che non esiste, ma che invece si può ricostruire artificialmente, e proprio di questo fa la ring con il nostro ospite. E la realtà virtuale, proprio, c'è possibilità di ricostruire dal senso di un ambiente o di un ambiente fisico o un ambiente visivo? Beh, la realtà virtuale al DDV dà grandissime possibilità. Noi siamo abituati a vedere rappresentazioni di realtà virtuale in tanti ambiti, dai videogiochi ai film, al cinema e altre robe. Di ciò che mi occupo io è in realtà le preparazioni di realtà virtuale, cioè le tecniche che permettono di ottenere in maniera più precisa e più fedele possibile le ricostruzioni tridimensionali di un ambiente utilizzando particolari tecnologie che si chiamano tecniche di rilevamento laser scanning. Ecco, per cui le tecnologie più elaborate, che è quella dalla visione attraverso delle luci, che sì, dopo vi anche sì, diciamo, certo, che si fa, certo. può essere ricostruire un ambiente che è reale, pontando proprio di queste luci. Dopo certo, esattamente, in maniere, c'è che è importante sottolineare, in una maniera praticamente del tutto automatiche. Al DDV sono strumenti che permettono di rilevare con tantissimi dettagli tutte le realtà che ci circonda, veramente stanno fest cliccando un bottone. Ecco, il bello di queste robe è che dopo si può sviodi. Si può sviodi come se fosse un filmato video, come se fosse proprio un viaggio. Lui ha portato una possibilità proprio di fare di queste realtà virtuali con tra l'altro un imprest che è sulle reti internet che si può vedere già insomma attaccanti alle reti internet che è Google Art. Beh, possiamo anche vedere qui. Noi possiamo fare attraverso Google Earth, come che sanno che visitano le grandi reti, di viaggiare talmente in tutto il mondo. Noi c'è che viene fatto, intanto possiamo partire di lì che si incumò e là avviarsi a Aquileia che noi abbiamo elaborato in diverse maniere. Ecco, qui è il centro di Udine. Di Udine e qui noi stiamo su Aquileia, ecco c'è che vediamo su queste macchine rispetto a qui che vedi in un computer qualsiasi è che qui Aquileia è stata proprio ricostruita tridimensionalmente. Cioè sono tutte le chiasi e queste rilevanti zone delle basiliche che noi abbiamo ricostruite attraverso una tesi di laurea di architettura di Matteo Cumini che si è laureato con me proprio recentemente e che idealmente stiamo girando e stiamo viaggiando d'ogni di basiliche di Aquileia. Ecco, Aquileia è un look, un lavoro particolare, no, per il Friuli. Sicuramente. Perché Veso si è proprio da Aquileia per fare questo lavoro? Ma non è un motivo. Aquileia appunto è le sede dei patti del Friuli, no? E quindi le basiliche di Aquileia, ma non come le basiliche, anche le grandi termi, lì che l'Università di Udine sta facendo un scavo archeologico, ci dava le possibilità proprio di sperimentare queste tecnologie proprio su un monumento di grandissimo interesse storico, culturale, di altro tipo. Ecco.
No, podem là, appunto, pensando idealmente di muoversi in queste realtà virtuali, come si dice, in una forma immersive, no? Di rappresentazione, cioè si ha l'idea di essere dentro proprio di ciò che viene misurato. E se poi si vede sia di fuori, svolante, come se tu Certamente fossi su un come viene cielo. fatto con mo, e dopo vedremo un altro filmato che è possibile anche proprio entrare dentro e muoversi all'interno delle basiliche. Ecco, allora io direi di voi di propite, c'è che si arriva a fare con la realtà virtuale, c'è che il nostro ingegnere l'è arrivato a fare. Va bene. Allora, i dati che abbiamo veduto prima e che continuano a vedere qui sono stati acquisiti di elicottero, perché bisogna essere in alto per rilevare al territorio proprio la sua globalità. E allora qui, sempre in maniera virtuale, come stiamo atterrando di fronte alle basiliche, ecco che qui sono i dati da rilevamento laser di elicottero che è stato fatto. E qui cominciano già a misturarsi invece insieme i dati che sono stati acquisiti di Tiare. Allora un bel problema metto insieme, ma lo viene risolto. Queste sono le caratteristiche dei strumenti che vengono doprati e che idealmente stiamo entrando dentro le basiliche. Ecco, tra l'altro è una roba che si vede tanto stai film, no? Che... Esattamente, certamente. Ecco, disegni gli effetti speciali non è al mio mestiere, no? Si può fare sicuramente tanto migliore di quel che c'è che sanno fare sicuramente migliore di me informatics. No, e ci ring piuttosto dal discorso della realtà virtuale di seguire le realtà piuttosto che le virtualità, cioè di sedi al più possibile precisi, dettagliati. Ecco, per esempio, chi è si sta muovendo sul mosaico delle nostre basiliche, che come che sapete è il più grande mosaico della cristianità occidentale, e qui sono proprio i pixel e sono proprio quasi corrispondenti alle tessere dal mosaico, no? che quindi hanno un livello di dettaglio estremamente raffinato. Infatti una roba di dia è che proprio te si arriva a vedere il particolare rispetto a una ricostruzione artificiosa dal computer. Certamente, appunto, chi dipende proprio dal strumento che c'è all'estate doprato, ecco per esempio chi vede le cattedre di Popone e chi aveva una densità di puntos che può arrivare, come vedete, fino a 40.000 puntos al metro quadrato, quindi veramente si può arrivare ad un livello di dettagli straordinari che qualche volta può essere eccessivo, sicuramente si può ridurlo, però è comunque positivo intanto acquisirlo e dopo si può viodirlo in parte o completamente. Ecco, qui per esempio vedi che dentro le basiliche vengono misurati in maniera di fatto automatiche 55 milioni di punti che ne sono posti, no? E mettuti insieme le diverse scansioni, insomma è un gigabyte di dati. Un lavoro mostro. Un lavoro mostruoso, beh insomma dunque il chi è stato fatto in 2D, completamente. E va poi tempo per spostare strumenti di una banda che altra che per acquisire i dati, perché insomma che strumento che l'acquisisce anche 20.000 punti in un secondo. Ecco, abbiamo parlato di che strumento, sì. Ma effettivamente che strumento c'è che lei? Ecco, a strumento, ecco, qui vedete l'indirizzo lì che potete schiattare, lì che sono pubblicati i nostri ricerche, perché appunto tutto che lavora qui fa parte di un'attività di ricerca che svolge con altri miei collaboratori dell'Università di Udine, lì che appunto si occupano di sperimentare tecnologie avanzate per rilevamento laser dal territorio o di un singolo edificio. Ma e poi inviare fra un po' c'è molta funzione questa strumentazione, magari come vedete un'animazione lì che ho cercato di spiegare in maniera più semplice possibile proprio al principio di funzionamento di questa strumentazione. Perfetto. Bon, vi vedete il risultato finale, ma sarebbe anche interessante, vi ho di un trucco, c'è molto che funzioni queste tecnologie. Allora, vedendo di spiegarlo più semplicemente possibile, chi è proprio i grandi termini di Aquilea, lì che io vi ho doprato, ma che a risultato vi ho veduto prima, che chi è lo strumento sono tre pis, allora c'è che succede che chi strumento emette un'onda laser in una direzione prefissata, una luce, anche se non arriva a vedere, e colpisce le superfici, che è il caso qui, le basi di queste colonne, le onde tornano da ora in maniera estremamente veloce e visto che sono impostati i due angoli di direzione, praticamente applicando una semplicissime formule trigonometriche, è possibile calcolare le posizioni di quel punto qui. Le novità, le bellezze, è che lui ripete questa operazione 20.000 volti, 30.000, dipende dal strumento al secondo. Quindi in un momento lui ripete, fa proprio una scansione di duce che è stato da strumento e continuando praticamente duce che l'attore al ven appunto misurato, al ven
chi lo colora in verde per dire che diventa una grandezza nota, una mappe tridimensionali che dopo, come vi vedo prima, si può viaggiare idealmente, ma è anche non dove muoversi, ma anche non mi dismentirsi che si può misurare, perché sì, che è una tecnica di rilevamento estremamente precisa e estremamente produttiva. Ecco, le robe anche interessanti è che una volta che si è fatto l'esperimento sulle basiliche di Aquilea, si può fare anche un progetto un lavoro più grande sulle nostre regioni. Non c'è viso in progetto su ma proprio queste prime fasi di sperimentazione delle tecnologie non sa far capire le potenzialità di queste tecniche e come io e altri collaboratori stiamo e quindi partendo in un progetto a livello regionale che è stato approvato da Regione e è un gruppo di ricercatori dell'Università di Udine, di storici dell'arte, di informatics e anche di ingegneri che avranno a scopo di realizzare un vero e proprio sistema informativo di tutto il patrimonio dei beni culturali delle nostre regioni, applicando anche tecniche avanzate come quelle che permettono appunto di conoscere un bene artistico, architettonico come uno scavo archeologico, le basiliche, ma abbiamo fatto anche un'altra esperienza dell'Iglesia di Sant'Antonio Abate di San Denel, che è detta la piccola cappella Sistina dal Friuli. E tra l'altro anche i quadri si può dire certamente, esattamente, no? sì, in una maniera estremamente dettagliata si può, e anche lì si può navigare virtualmente, l'ho fatto attraverso un'altra tesi di laurea in architettura, che ho appena fatto le tesi di Elena Menean, e quindi le possibilità appunto di conoscere meglio i nostri patrimoni per poter salvaguardarlo e per poter anche renderlo disponibile non solo ai esperti, ai tecnici, ma anche al gran pubblico che con strumenti buoni e semplici come quelli potrà idealmente visitarlo. Certo, alle mie ore da visitarlo sul posto, però se non può farlo, può vederlo attraverso un computer di ogni banda del mondo. Sì, ecco, perché naturalmente potrebbe essere pubblicato in forma di piccolo video e dopo fatto vedere a tutti che si certamente, dopo chiattare insomma al progetto anche alla di partire appena. L'idea è proprio di arrivare a produrre informazioni dopo di renderle disponibili a tutti che sono interessati. Beh, grazie ingegnere. Grazie a lui della possibilità di presentare questi robe, spero che si sia insomma, capite, c'è che stiamo facendo, c'è molto che può dire su questo settore di ricerca. Per cui che è interessata a questo argomento, i segnali in queste pubblicazioni. A 3D virtual model of the Gorizia downtown by matching aerial and terrestrial surveying techniques, che sarà dal 19° Simposio Internazionale di Turin de Cipa, il primo volume dal 2005. Per i navigatori in rete, invece, ti segnali il sito web geomatica.uniud.it. Bene, si arriva insomma di questa puntata di Scienze Furlane, lì che vi invito come ospite l'ingegnere Domenico Visentini. La prossima volta i tabagliarin di previsioni dal team e di meteorologie. Di sicuro un argomento che sticce la curiosità di tante int. Intanto non si saludin. Mandi a tutti.